E quello, lo devono sapere tutti, probabilmente è l'incrocio più pericoloso di San Martino di Lupari. Un incrocio che nel corso degli anni ha visto ipotizzarsi varie soluzioni. L'incrocio pericoloso cui si riferisce il sindaco Fiore è quello lungo la provinciale 78 nella frazione di Monastiero, dove dovrebbe sorgere una rotatoria che pare però non piaccia ad alcuni residenti, a cominciare dalle dimensioni ritenute esagerate, che si sono rivolti alla nostra emittente. È proprio il primo cittadino che spiega l'importanza della realizzazione dell'opera per la messa in sicurezza dell'intera zona. Volevo precisare che questa rotatoria innanzitutto non solo garantirà un'intersezione sicura, cosa che oggi non è, ma consentirà di mettere anche in sicurezza le fermate degli autobus, prevedendo di marciapiedi, salvaguardando proprio quel centro di Monastiero che qualcuno dice che viene in qualche modo trascurato o danneggiato. Il capitello o comunque il monumento viene messo in sicurezza, cosa che ad oggi non è. Un'opera importante che non solo unisce la possibilità di un traffico viario importante, ma anche mette in sicurezza il traffico degli utenti più deboli. Comprendiamo anche che quelle che possono essere le motivazioni di chi non piace magari non sono proprio in linea con quelli che sono gli interessi pubblici. E intanto il progetto della rotatoria di Monastiero, per cui è previsto un costo di 700.000 euro, di cui 200.000 dalla provincia, sarà al centro del prossimo dibattito pubblico promosso dall'amministrazione comunale. Giovedì 11 settembre alle 20:45 presso la palestra di Campretto vicino alle scuole dell'omonima frazione ci si terrà un incontro pubblico sulle varie opere del territorio, ma in particolare sulla rotatoria.